Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia ovviamente delle Sibille, le chiacchierine, alle quali chiederemo insomma le vostre domande e, cercheremo appunto di dare a, più persone possibili una risposta. Bene, oggi è venerdì 17, un giorno per non superstiziosi, no, a parte gli scherzi, 17 è un bel numero, la riduzione del 17 è l'8, il numero dell'abbondanza, dunque va bene. Allora, che dirvi, ci sono le solite cosine da ricordare e, prima di cominciare poi con i saluti a darvi le risposte. Per cominciare vi ricordo dove ci potete trovare, ovviamente oltre, alle serate della diretta, che ricordo essere il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Gli orari sono in fase di revisione perché vorremmo unificare e portare tutto allo stesso orario. Comunque attualmente il lunedì e il venerdì alle 21:30 e il mercoledì alle 21. Bene, ricordo inoltre che per quanti vengono da Facebook, ciao, buonasera Annalisa, ecco vedete che, della nostra amica Annalisa si vede il nome, però non è scontato che su Facebook, se entrate senza autorizzare StreamYard, poi si legga il nome. Annalisa ha sicuramente autorizzato StreamYard. Cliccando sul link in azzurro che, trovate proprio sopra il post nel quale vedete appunto l'immagine della diretta. Una volta che avrete autorizzato StreamYard, cliccando su questo link si apre una pagina di conferma bianca con una striscia azzurro intenso. È lì che dovrete cliccare di nuovo per dare appunto autorizzazione definitiva e, una volta fatto questo non è più necessario ripetere questa autorizzazione, a StreamYard, anche per le successive, dirette. Dunque non sarà più necessario ripetere questo passaggio, ma semplicemente entrare nella diretta. Dunque una volta che avrete autorizzato StreamYard, vi ritroverete sul posto, dovete cliccare, in modo da partecipare proprio alla diretta, perché se commenterete nel post della diretta senza entrare nella diretta, non compariranno i vostri messaggi. Dunque autorizzate StreamYard, entrate nella diretta. Bene, piano piano penso che gli amici di Facebook si abitueranno, oppure lo faranno e poi non ci dovranno pensare più. Vi ricordo inoltre il sito, ilcapitano.intervista.org. Questo è lo strumento dal quale siamo partiti, perché abbiamo cominciato, appunto, proprio su internet, tramite questo sito, a distribuire, circuiti gratuiti raccolti in numerose dispense che sono ancora adesso alla portata di tutti, o comunque a disposizione per tutti. Il Marietto ha iniziato nel 2015 a fare questo lavoro, che tra l'altro ormai ha raggiunto quasi tutti gli angoli del pianeta, dunque è sicuramente un grande contributo, per il quale io per prima lo ringrazio. Allora, non trovate ovviamente solo i circuiti radionici e le dispense di radionica, ma anche, la sezione shop, dove potrete vedere questo bellissimo talismano, che il Marietto ha messo, si occupa della regia stasera, Marietto ha messo in primo piano. Lo indosso anche io, questa è la prima versione che avevamo. Oggi, corrisponde a quella che avete visto in sovraimpressione ed è un talismano molto importante per quanti risuonano appunto con questi insegnamenti della tradizione cabalistica, ma non solo, perché molti non sanno che, è dalla tradizione cabalistica che arriva tutta questa, cosa che adesso, questo filone neweggiano, diciamo così, che oggi si è diffuso più non posso, di angeli di luce colorati e quant'altro. Cioè tutti gli angeli che oggi conoscete dovete sapere che sono stati a suo tempo classificati, studiati, evocati e dalla tradizione appunto cabalistica. Bene, detto questo, vi ricordo tra l'altro che questo ciondolo è programmato per la difesa, per la protezione, sia visibile che invisibile, dunque a 360 gradi, ma anche per ripristinare gli equilibri dei corpi sottili, rilasciare le emozioni negative che alla lunga possono
manifestare dei disturbi e vi è anche un piccolo talismano di Giove sempre caricato sopra. Dunque è veramente un ciondolo che al di là ovviamente dell'importantissimo effetto propiziatorio che da solo l'albero sefirotico fa, è stato potenziato e lavorato appunto con la radionica e la radiestesia. Dunque se volete fare un bel regalo, se vi volete fare un bel regalo una volta nella vita, perché questo durerà poi sempre, allora sicuramente questo talismano può fare per voi. Vi ricordo inoltre che può essere programmato anche per altri obiettivi, in qualsiasi momento, anche dopo anni, si possono sempre aggiungere degli ulteriori programmi. Bene, allora io direi che ho detto praticamente tutto, tutte le cose che ricordo sempre all'inizio. Vi ricordo che dovete mettere nella domanda il vostro nome e la vostra data di nascita, formulare una domanda precisa, dunque non sperperate questa opportunità perché cerco comunque di rispondere a tutti e magari prima che capiti nuovamente a voi ci vorrebbe un po', dunque approfittatene per avere una risposta che magari ritenete essere più importante, più urgente. E, se però la domanda riguarda un'altra persona, dovrete mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Benissimo, cominciamo. Allora, cominciamo. Buonasera Emily, buonasera Vale, buonasera Chiara, buonasera Rossella, buonasera Annalisa, buonasera Sara, buonasera Fabiana, buonasera Giuseppe, buonasera Veronica, buonasera Anto, buonasera un'altra Sara, buonasera Elisa, buonasera Laura, buonasera Giuseppe, buonasera Claudia. Perfetto, allora la regia propone le domande. Allora, Chiara, 18 aprile 97, vorrei sapere se con Angelo, 26 settembre 96, è finita definitivamente. Vediamo un po'. Intanto saluto anche Stefano che si è aggiunto alla diretta. Benissimo. Allora, vediamo di rispondere a Chiara. 18 aprile 97, vediamo con Angelo. Buonasera anche a Tiziana che si è aggiunta ora. Allora, Chiara e Angelo, vediamo le sibille cosa ci dicono riguardo questa storia, se è finita o se riprenderà, vediamo cosa ci dicono. Ma allora, potrebbe anche esserci un margine per un chiarimento, qualcosa che comunque è chiaro che attendi da molto e potrebbe anche in questo aiutarti inaspettatamente qualcuno. Sto litigando con il filo delle cuffie, pazienza. Allora, vediamo la stesa. Allora, vediamo se si vede un po' così forse. Diciamo che c'è qualcosa che viene già indicato nel passato, dunque devi aver scoperto qualcosa che insomma non ti ha fatto tanto piacere, qualcosa che era stato tenuto nascosto. Probabilmente non so se si trattava comunque della presenza di un'altra ragazza, oppure è una ragazza che ti ha dato qualche brutta notizia, comunque c'è qualcosa che ovviamente ti ha lasciato un po' in attesa, forse anche per vedere se veramente è andato via per sempre oppure se si è distratto magari temporaneamente per qualcosa per la quale potrebbe avere poi un ripensamento. Diciamo che in questo momento nella linea del presente non si vede un ritorno, ma non sembrano nemmeno poi così terribili queste carte, perché comunque indicano che è possibile che ci sia una persona interessata a te in questo momento, ma che per te ancora forse non ti senti pronta a farti coinvolgere da un'altra persona, oppure c'è anche la possibilità che possano indicare
che l'idea che lui possa corteggiare un'altra persona, possa frequentare un'altra persona o ricostruire un'intimità con un'altra persona ti fa veramente molto soffrire. Dunque è una linea un po' così. Nel prossimo periodo comunque sembra possibile che si parli, o in un contesto magari lo incontrerai in un contesto in mezzo a degli amici comuni, oppure in un momento in cui, nel prossimo periodo sarà facile incontrare persone, che fanno magari parte della nostra comitiva o le persone più vicine a noi per via delle feste. Dunque ci sarà sicuramente qualche situazione dove sarà possibile, o parlare o ricevere notizie che lo riguardano o parlare di lui o addirittura incontrarlo, Ed è possibile anche, non tanto un ritorno, però che si apra quasi un capitolo nuovo, più fortunato, con qualche evento, positivo, magari come se alcuni incontri, alcune circostanze, si verificassero a caso, non certo organizzate, però ancora c'è qualche situazione così poco chiara. Diciamo che, non compare con estrema, precisione né un incontro diretto con lui, né un ritorno. Mhmm, Potrebbero appunto, come ti ho detto, svilupparsi delle opportunità, delle situazioni, così come pure, potrebbe essere che queste opportunità, queste situazioni si sviluppino comunque ex novo, cioè con persone completamente nuove. Però non è un periodo pesante, a parte questo momento del presente dove sei turbata o dove alcuni aspetti ti turbano. Ehm, l'esito l'esito, torna a dire che ci sarà l'aiuto di una persona, non so se magari la mamma di lui che non senti da un po' o che, potresti magari sentire in occasione delle feste e, la quale potrebbe in qualche modo, farti sentire sostenuta, compresa, e questa potrebbe essere una delle possibilità, ma potrebbe anche indicare comunque che, è possibile in qualche modo, proprio dopo tanto tempo di attesa, di una telefonata o di un messaggio, ricevere quantomeno, una chiamata per sapere come stai. Però insomma, è un qualcosa così, ecco, non bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Regia, Sara. Vorrei sapere se ci sono novità in amore. Al momento sono sola. Ci sarà un incontro valido per me? 17 marzo del 79. Ok, benissimo. Allora vediamo cosa dicono le Sibille e per Sara, se ci sarà un incontro. 17 marzo 79. Mm. Allora, queste carte possono voler già dare delle indicazioni. In qualche modo potrebbe anche essere che un periodo di divertimento, di svago sarebbe sicuramente d'aiuto. Potrebbe anche indicare però che, è possibile conoscere o incontrare una persona, potrebbe anche trattarsi di qualcuno che, di mestiere, lavora, nel settore della salute, della sanità, potrebbe essere un dottore, potrebbe essere un avvocato, comunque qualcuno che, in qualche modo, opera o lavora per aiutare il prossimo, e potrebbe anche, la carta della leggerezza darci l'indicazione di, una persona che o è di un'altra regione, comunque non è del posto. Va bene? Dunque c'è già questo primo indizio. Vediamo cos'altro dice la stesa. Mh. Allora, ehm, effettivamente diciamo che,
non so, ecco, non so se tu sei stata sposata o se hai avuto una lunga convivenza, se hai avuto, come dire, un compagno più grande di te nel passato. C'è comunque la carta del sacerdote che potrebbe riguardare, sia un uomo all'incirca di una decina d'anni più grande, oppure anche, indicare che hai passato periodi veramente molto difficili, per via di una separazione. Dunque c'è qualcosa comunque, che chiaramente ha lasciato dei segni, ha lasciato delle ferite, e ancora c'è, come dire, qualche strascico. Ehm, Sembra quasi che tu non ci creda più tanto, ecco, però non hai ancora completamente perso le speranze. Diciamo che sei lì, mi sembra quasi, che però sta avvenendo qualcosa o, sicuramente sembra che, tu non abbia voglia di perder tempo più di tanto, no, che stai cercando una persona valida, però in questo momento forse non c'è granché, oppure chi si avvicina non ti dà quell'idea di continuità, di stabilità. Comunque c'è qualcosa già nell'aria, ma nel prossimo periodo, forse tante situazioni inconcludenti ti arriveranno veramente a stancare e allora, comincerai probabilmente a rivalutare delle cose o, a come dire, a a cercare nuovi orizzonti, soluzioni, ed è così che a quanto pare ritrovi qualcuno. Ti dico ritrovi, perché sembra proprio riaffacciarsi nella tua vita, nei prossimi mesi, una persona con cui sei già stata. Dovrebbe essere un ex, okay, dunque qualcuno del tuo passato ritorna, come il film del terrore a volte ritornano. Scherzo, non sarà brutta come situazione, però ecco, la cosa che, si manifesterà per prima di un nuovo incontro o di altre persone, insomma che si presenteranno nella tua vita, sembra proprio ritornare sui suoi passi una persona con cui hai già avuto una relazione. Allora, cosa c'è qui? Comunque, ehm, beh, la storia del luogo lontano o della persona che può provenire da lontano è ancora più evidente nell'esito, perché, ci sono alcune situazioni che ovviamente costituiscono un po' un ostacolo, dunque momenti, o sì, occasioni che magari non vanno subito a buon fine, ci sono delle situazioni che magari, creano qualche piccolo contrattempo, anche una certa, morbosità nel controllare messaggi, dunque ci sono insomma delle situazioni dove c'è un po' di attenzione, un po' di circospezione, però, comunque, si vede un rapporto intenso, soprattutto telefonico oppure virtuale, no, perché comunque questa persona sembrerebbe non essere proprio dietro l'angolo. Spero che queste parole ti facciano venire in mente qualcuno o qualcosa, ce lo farai sapere. Grazie Sara. Allora, andiamo avanti. Regia. Un'altra Sara: "Ciao Ilde, volevo sapere se riprenderanno i contatti con Giovanni. 20 aprile 44 e Sara è 19 maggio". Sì, 44, 20 aprile. Sto dando i numeri, volete giocarli? Provate. Ruota di Palermo. Scherzo. Allora, 20 aprile 88 e Sara 19 maggio 89. Allora, vediamo un po' se si riprendono i contatti tra Giovanni e Sara. Vediamo un pochino. Intanto saluto anche Kika, che vedo che si è aggiunta, e vabbè, forse Anto l'avevo già salutata. Allora, ti manca però, devo dire il tipo di complicità che c'era con questa persona. Vediamo un po'. Probabilmente anche lui prova un po' di nostalgia, vediamo.
Sara no, secondo me no, secondo me no. Guarda, intanto qui nella linea del passato si vede che ci sono state proprio delle problematiche, delle dinamiche dove si è persa un po' quell'innocenza, no? Un po' neanche causato da voi direttamente. Vedi che sembra una situazione che si è chiusa proprio al suo principio, dove probabilmente eventi esterni hanno contribuito a far perdere, come dire, la fiducia in questa cosa. E qui viene menzionato il posto di lavoro, dunque come causa di grossi problemi, mettiamola così. Dunque non vedo, non lo vedo richiamarti. In questo momento lui è lontanissimo e probabilmente sembra rivolto col pensiero altrove. Nel prossimo periodo vedi che compare una ragazza più giovane con cui lui si intrattiene, cioè nascerà un flirt o qualcosa con questa persona, dunque anche le comunicazioni sono bloccate. Mi dispiace Sara, ma non lo vedi anche il nemico, ci sono ostacoli, non vedo che riprenderà la comunicazione e anche nell'esito, sai, lo so che vorresti riuscire a rincontrarlo, rivederlo, però pensiero vedo, io ritengo che non mi sembrano carte che possano rispondere con un sì, ecco, non credo. Allora, andiamo avanti. Allora, regia, Stefano, ciao, vorrei sapere la mia storia amorosa. Stefano e Mary, ok. Chissà Stefano se sei ancora collegato, se puoi dire, non so, se siete insieme da tanto oppure se è una nuova conoscenza, se siete singole entrambi o se siete legati ad altre persone, che poi così mi viene un po' più facile darvi le risposte. Però intanto vediamo cosa dicono Stefano e Mary. Allora, Mary, 6 novembre del 71, Stefano 26, ah sì, ah bene, grazie Stefano, meno male, da circa 6 mesi, perfetto, ok. Stefano e Mary. Allora, beh, il taglio in questo caso sembra positivo, sembra comunque annunciare l'arrivo di tante belle cose. Vediamo un po'. Ok, allora, beh, qui nella linea del passato io suppongo, penso che Mary abbia dei figli o comunque abbia avuto una precedente relazione, dunque nasce questa intimità, non so se nasce probabilmente c'entra l'ambiente lavorativo o qualche cosa che ha a che fare col lavoro, con qualche attività dove sembra essere avvenuto un incontro. Dunque, comunque sembra anche avere tutte le qualità, quantomeno all'inizio, di poter diventare qualcosa di anche bello. C'è comunque un pochino di, come dire, di valutazione, penso che sia anche una questione di maturità, no? Nel senso che a una certa età si comincia a vedere le cose con un po' di obiettività e dunque eh, c'è anche la possibilità, ecco, che si stia studiando, valutando qual è la cosa giusta. Compaiono delle figure nel presente, questo dunque, siccome non conosco la vostra storia, non conosco
né te né la persona per la quale mi chiedi, allora vado un po' così a senso, no, a intuito. Sacerdote, vecchia signora, qui potrebbero essere 2 genitori anziani, oppure potrebbe essere un'indicazione di, qualcuno che cerca di suggerirvi o comunque di sostenervi. Potrebbe anche indicare vecchie questioni legali o una persona, un ex dal quale ci si è separati. Sono, vedi, comunque tante figure che potrebbero in qualche modo influenzare questo presente e c'è anche questo, come dire, qualcosa che un po' mette in allarme o non è chiarissimo. Mh. Però sembra che non sia chiarissimo più che altro il tuo ruolo. Non so se sei tu che, fai fatica magari a capire dove si trova la verità, oppure, queste 2 figure magari influenzano in qualche modo. Allora, nel prossimo periodo sembra sembra poter nascere qualche sospetto per qualche messaggio, per qualche telefonata che magari là per là viene vista come di qualche altra persona, qualche altro contendente. Dunque, diciamo che c'è magari una situazione un po' che mette a rischio come non è proprio un pericolo vero e proprio, però, ehm, ecco, qualcosa potrebbe insinuarsi o lasciare intendere quello che poi non è. Comunque c'è una situazione un po' così, che però viene risolta, perché a me sembra proprio che comunque, ci sia l'intenzione, la volontà di stare insieme o comunque, che, si metteranno in atto delle scelte, delle decisioni importanti che daranno comunque frutto. Dunque, per me, a parte qualche ostacolo che può generare delle difficoltà, sembra che comunque, la cosa prosegua. Ti posso dire però che ammalato, riunione, allegrezza al cuore, conversazione, questo è l'esito, può indicare, sia un momento di dubbio, di, profonda incertezza, ma anche stanchezza di alcune situazioni che magari in qualche modo, ehm, ci mettono di fronte a qualche scelta e non si sa che scelta compiere. Dunque magari c'è un momento di perplessità che vivrete, ma che alla fine si risolve con un riavvicinamento, anzi probabilmente, la situazione prende anche, come dire, una piega un po' più, come dire, in mezzo agli amici, in mezzo anche ad altre persone, magari vi presenterete alle reciproche compagnie o alle persone, della famiglia. Bene. Benissimo. Allora, vi ricordo i prossimi appuntamenti, dunque, io tornerò lunedì sera alle 21:30 sempre su questi canali, vi aspetto, con le vostre domande, vi aspetto per darvi delle risposte, ma vi ricordo che sono anche disponibile per consulti privati professionali. Un consulto ha una durata di 45 minuti circa e il costo di 20 €. Dunque se avete piacere di approfondire, di fare più domande oppure, di chiedere insomma di chiarire alcuni aspetti della vostra vita, sapere magari qual è il suggerimento delle sibille su una scelta da prendere o il potenziale di alcune situazioni, pensatemi e contattatemi. Ehm, sì, la regia mi ricorda che essendo venerdì è la serata delle pulizie, dei riequilibri radiestesici, dunque il marietto e io, adesso dopo che vi avremo salutati e vi avremo dato la buonanotte, ci dedicheremo appunto a questo lavoro di riequilibrio per le persone che ce l'hanno commissionato, dei quali o delle quali ci occupiamo a cadenza settimanale. Benissimo, vi ringrazio tutti, vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì alle 21:30. Buonanotte e grazie.